Amici all'ascolto, buon pomeriggio. Domenica di pioggia e vento a Verona per la chiusura dell'edizione numero 107 della Fiera Cavalli. Ovviamente, anche se le aree espositive sono in gran parte al coperto, il tempo inclemente inciderà sull'affluenza di pubblico, ma è certo che verrà stabilito il record di presenze nelle 4 giornate, che lo scorso anno fu stabilito con oltre 123.000 spettatori. La stima parla di oltre 130.000 visitatori, ottimo come al solito l'impatto della Kermesse Scaligera sugli amanti del mondo equestre ed eccellente il livello della parte tecnico-agonistica che ha il suo momento clou nell'unica tappa italiana della Coppa del Mondo di salto ostacoli. Oggi il Gran Premio che stiamo per seguire, una categoria mista, assegnerà punti preziosi per quello che è il più prestigioso circuito di concorsi indoor nel panorama internazionale. 40 i binomi impegnati nella terza tappa della Lega dell'Europa occidentale. In campo per la Francia Bruno Buxol, monta Oligan de Rosil. Il francese è riuscito a vincere una finale della World Cup 2 anni fa, precisamente al Forum di Assago. In precedenza abbiamo registrato soltanto 5 netti. Per la Svizzera quello di Markus Fuchs in sella a Latoia, per il Belgio Ludo Philippers in sella a Kira. Poi per l'Italia Juan Carlos Garcia con l'intramontabile Albin, quindi ancora il campione europeo in carica individuale a squadre tedesco Marco Kutscher in sella contro, e poi a sorpresa, ma questa può essere considerata l'impresa della giornata fin qui, Beatrice Patrese in sella all'Europiana Fanix de Roll. Ora Bruno Bruxol, impegnato sul percorso base ideato da Giovanni Busso, ha già commesso un errore, le prime 4 penalità per un cavaliere che deve rinunciare al suo saltatore di punta, a Dylan Dessef, che ha avuto un infortunio piuttosto grave. 69-80 il tempo, rimangono 4 le penalità per il francese ed ora toccherà allo spagnolo Rutherford Latham. Miei compagni di telecronaca, la regista Cristina Giustiniani che guida le telecamere dell'Esterna 1 di Bologna, il collega Lorenzo Roata situato a bordo campo e al mio fianco l'ex campione italiano di salto ostacoli Emilio Puricelli. Diamo un'occhiata al percorso ideato da Giovanni Bussu. Sono 13 gli ostacoli, 16 i salti, comprese 2 combinazioni, una gabbia e una doppia gabbia. La velocità di 350 metri al minuto, la lunghezza di 430 metri, il tempo accordato 74 secondi, il tempo limite 148 secondi. I binomi che otterranno il netto su questo percorso base disputeranno un barrage e in caso di ulteriore parità di penalità fra 2 o più binomi classificherà il tempo impiegato appunto al barrage. Ora Rutherford Latham con Guarana Champer, che è uno stallone di 11 anni, un self français. A Emilio Puricelli il compito di sottolineare l'assoluta eccellenza dei partecipanti a questa tappa italiana di Coppa del Mondo. Livello altissimo dei concorrenti, Claudio, tutti i primi del mondo. È appena uscito il numero 1 Marcus Henning, Ludger Berbaum, Rodrigo Pessoa, lo squadrone tedesco, e poi ci sono anche i nostri che si stanno comportando bene, soprattutto oggi che è la giornata più importante. Rutherford Latham, nato nel 1954, cavaliere di buona esperienza che ha già partecipato a 3 edizioni dei Giochi Olimpici, per la precisione Los Angeles, Atlanta e Sydney. Ci aspettavamo in qualche modo una buona prestazione da parte di Juan Carlos Garcia, che sta centellinando il suo vecchio inossidabile Albin, però la sorpresa è arrivata da Beatrice Patrese che senza timori reverenziali ha ottenuto il netto e non ha incontrato difficoltà su un percorso che invece ha creato molti imbarazzi per campioni affermati, uno per tutti il già citato Marcus Henning. Intanto abbiamo visto un momento di difficoltà da parte di Rutherford Latham e credo che al nostro microfono
ci sia Juan Carlos Garcia. Linea Lorenzo Roata. Sì, rinnovato saluto dal campo, siamo proprio con Juan Carlos Garcia, uno dei netti azzurri fino a questo momento, compresa la sorpresa di Beatrice Patrese. Cominciamo naturalmente dal senatore. Allora, tutto bene per un percorso davvero probante fino a questo momento? Sì, sono contento, comunque adesso abbiamo il barrage e niente, speriamo di poter vincere questo Gran Premio. Tra l'altro nel favore delle telecamere avrete visto Juan Carlos Garcia vicino a Roberto Arioldi, ne approfitto al volo, non è andata bene altrettanto proprio al nostro Monzese. Peccato, c'è stato un errore all'uscita della doppia gabbia, non sono riuscito a coprire tutto l'ox, ho fatto quel piccolo errore, peccato perché il cavallo saltava bene. Ti anticipo, Claudio, che siamo sulle tracce della sorpresa di giornata, la vero grande emozione per Beatrice Patrese. Quando sarà il momento ti chiedo la linea. Ora intanto occupiamoci di un'altra Amazzone, si tratta della tedesca Pia Louise Aufret che monta Hogfoot Liederbach Ingmar. Per quanto riguarda gli altri italiani che hanno già completato la loro fatica, abbiamo sentito le 4 penalità di Roberto Arioldi, errore in uscita dalla doppia gabbia, 28 per Filippo Moyerson con l'Europiana Zenzero di Santa Marta, e poi 16 penalità per Bruno Chimirri e Langnet, 8 per Gianni Govoni e l'Europiana Lasita. Ora Pia Louise Aufrecht con questo stallone di 12 anni di origine tedesca, un Holsteiner, e proprio gli Holsteiner sono i cavalli maggiormente presenti a questa tappa veronese, che è la terza della zona dell'Europa occidentale. In precedenza disputate quelle di Helsinki e di Oslo. A Helsinki vittoria di Engemann tedesco, in Norvegia il successo di Gerko Schröder per l'Olanda. Restano da disputare le tappe di Stoccarda, Ginevra, Londra, Mechelen, Lipsia, Bordeaux, Vigo, 's-Hertogenbosch, Göteborg, e poi la finale dal 26 al 30 di aprile in Malesia, a Kuala Lumpur, per la prima volta una finale della World Cup ospitata dal continente asiatico. Intanto vi dico che le penalità per Rutherford Latham sono 7, 3 per aver superato il tempo, e dunque paga a caro prezzo il cavaliere spagnolo quell'unico segmento negativo di un percorso che altrimenti sarebbe stato molto positivo. 12 le penalità per l'Amazzone tedesca nel tempo di 66 e 69. Coppa del Mondo, tappa italiana per la quinta volta ospitata all'interno della Fiera Cavalli. Per il momento al comando ci sono Linnea Eriksson e Thomas Velin con 22 punti, poi seguono i 2 vincitori delle prime 2 tappe, vale a dire Engemann e Gerko Schröder con 20 punti, primo degli italiani con 7 punti conquistati nella tappa finlandese, Emanuele Fiorelli. Per quanto riguarda la storia della Coppa del Mondo nel nostro paese, vi ricordo le edizioni di Milano con il successo di Hervé Godignon in sella a Jeu d'Or, intanto in campo Steve Gerdà per la Svizzera con buone speranze di comportarsi bene come ha fatto durante il campionato europeo a San Patrignano, medaglia d'argento a squadre per lui. Nell'84 l'edizione di Birago, il grande Eddie Machen per l'Irlanda con il Paso. Poi è cominciata la serie di concorsi bolognesi a Casalecchio di Reno, Jan Tops con Top Gun, Patrice Delaveux con Roxane de Gruchy, John Whittaker con Granush, René Table con Radiator, e infine Leslie McNaught Manley con Dulf, poi ancora John Whittaker con Whelan dal 2001. Coppa del Mondo a Verona, la vittoria per Stanley Van Passion, Ode Pom, poi ancora Rodrigo Pessoa con Lianos del cavalier Vittorio Orlandi. Nel 2003 Lars Nyberg, che anche oggi tenterà il colpaccio in sella Loreana, e lo scorso anno Tony Assman per la Germania con Lolita. Al termine di questo percorso
cederemo nuovamente la linea a Lorenzo Roata, che ha un ospite molto gradita. Seguiamo però lo svizzero, che sta confermando quanto di buono ha fatto vedere nel campionato continentale di San Patrignano. Sì, arriva il netto, 71,43 il tempo, è il sesto netto del pomeriggio e il cavaliere elvetico accede al barrage. Linea Roata. Sì, Claudio, la sorpresa di giornata è viva Beatrice Patrese. Io chiedo subito nel colore e nel divertimento, guardate, ha già scritto come una brava scolaretta che copia il compito il barrage sul palmo della mano sinistra. Che meraviglia, che emozione, Beatrice. Un'emozione veramente, sto ancora tremando. Comunque sono contentissima della cavalla, ha saltato, ha dato il massimo, insomma un'emozione fortissima. Attualmente ricordiamo netto per te, quindi certezza di barrage. Posso dire, per una volta forse non ti sei sentita soltanto la figlia di Riccardo Patrese. Esattamente, così, finalmente insomma mi affermo. Papà, ti dico, aveva le lacrime agli occhi, è sicuro. Anch'io quando sono uscita. Claudio, la lasciamo concentrare verso il barrage, poi so che rivedremo la sua prova a metà del cambio percorso. Fra l'altro papà Riccardo è proprio vicino alla nostra postazione, aveva gli occhi lucidi, in effetti una prestazione monstra da parte di Beatrice, che ha, per usare un termine automobilistico, innestato il turbo. Per quanto riguarda le prestazioni, le migliori prestazioni dei nostri atleti nelle finali della Coppa del Mondo, vi ricordo il migliore in assoluto è stato Giorgio Nuti nell'86, quinto posto, e poi a Milano ricordiamo il sesto posto di Juan Carlos Garcia proprio con Albin nel 2004. Ora per la Norvegia Nina Jonsson con Favoritas. Problemi. È un percorso da non sottovalutare, abbiamo visto anche un momento di difficoltà per la giovanissima Judy-Anne Melchior, l'amazzone belga, che è seguita nella sua evoluzione tecnica da Nelson Pessoa, è caduta. Per fortuna apparentemente nessun danno rilevante per la 19enne Melchior e per Caridor Zed, che è un cavallo dal carattere un po' particolare. Intanto riprende il suo cammino Nina Jonsson con Favoritas, percorso abbastanza impegnativo. Oltretutto Giovanni Bussu, dopo le prime giornate di gara, rilevato anche il livello alto dei binomi partecipanti, ha voluto rendere più impegnativa la competizione. D'altronde si tratta di una Coppa del Mondo. Superato il verticale di barriere, ora la combinazione più impegnativa. Ne esce bene Nina Jonsson, che ha superato la doppia gabbia. Rimangono 4 le sue penalità per il momento. Amazzone è nata nel 69, per lei 17 partecipazioni in Coppa delle Nazioni con 2 vittorie, una addirittura abbastanza impegnativa quella che sta per affrontare. C'è errore sul verticale di barriere su fosso, ancora un ostacolo per la norvegese, che finisce dignitosamente con 8 penalità nel tempo di 72,54. Esaminiamo in dettaglio il percorso base mentre sta per entrare in campo Albert Zoer con Okidoki. Il cavaliere olandese ieri si è tolto una grandissima soddisfazione siglando il piccolo Gran Premio. Per pochi centesimi di secondo ha preceduto Rodrigo Pessoa, che sembrava avviato alla vittoria, avendo a sua volta superato Ludger Beerbaum, una gara che il cavaliere olandese ricorderà per tutta la vita, credo, e racconterà ai nipoti. Allora, si parte con un verticale di 1,50 m, poi il primo largo 1,50 m barriere pari. Il numero 3 è un verticale che ricorda la Federazione Equestre Internazionale, 1,55 m, al 4 un largo 1,50 x 1,50 m. Poi un altro Oxer difficile, 1,50 x 1,60 m, molto trasparente. Potrebbe creare qualche insidia per diversi concorrenti. Al 6 troviamo un verticale di barriere 1,60 m, poi al 7 la doppia gabbia, in entrata un verticale di 1,52 m.
L'elemento intermedio è un largo 1,50 x 1,60, in uscita un altro Oxer 1,50 x 1,52, la luce fra il primo e il secondo elemento è di 7,80 m, fra il secondo e il terzo di 10,30 m. Si passa poi al numero 8, un verticale di 1,60 m, al 9 un largo 1,50 x 1,70, si va ancora sul difficile col verticale numero 10, 1,60 m, poi piegata a mano sinistra per affrontare la gabbia. Ingresso con un largo 1,50 barriere pari, poi il verticale su fosso 1,53 m, la luce fra i due elementi di 7,40 m, quindi gli ultimi due ostacoli, il 12 è un Oxer su fosso 1,55 per 1,20 e poi la chiusura con il verticale di 1,60 m, numero 13. Ve lo ricordo, il tempo accordato di 74 secondi. Albert Zoer, che si sta comportando benissimo, gli fa bene l'area di Verona, 67,20, è stato anche il più veloce fra i netti visti fino a questo momento. Un bel giro, ha preso tutte le opzioni in avanti Albert Zoer, ha fatto un percorso senza tanta fatica, questo comunque è dato anche dal morale della vittoria di ieri, ha montato con la massima facilità. Tanto complimenti a Puricelli per la pronuncia del nome del cavaliere olandese. Un'altra Amazzone ora, Tina Lund con andante, una femmina di 11 anni. Tina Lund non sta attraversando un weekend particolarmente favorevole, l'abbiamo vista in difficoltà nelle prime giornate di gara, però è comunque Amazzone di buona esperienza che potrebbe tirar fuori dal cilindro la prestazione valida nel momento che conta. L'anno scorso ha vinto 2 tappe di Coppa del Mondo, Vigo e Mechelen, con 2 barrage incredibili, andando verso l'ultimo ostacolo con un tempo di galoppo in meno degli altri, cosa da brivido, ma che gli ha reso 2 vittorie. Prima edizione della Coppa del Mondo nel 1979 con la vittoria dell'austriaco Ugo Simon con Glaston. L'austriaco è uno dei 2 cavalieri che ha vinto per 3 volte la finale, poi si ripeterà con il fantastico E.T., l'altro cavaliere tricampeon è Rodrigo Pessoa con Balube du Rouet. Intanto una smorfia da parte di Puricelli, una gabbia affrontata in malo modo. Ma il cavallo non ha coperto il primo Oxer, non ha coperto neanche il secondo, ma non sta montando bene. Il cavallo si sospende, mancano un po' le gambe da parte della Mazzone, adesso poi ha perso un po' la concentrazione, ancora una volta un salto mal fatto, l'ingresso a combinazione, e in questo modo il cavallo ha perso un po' di morale, di coraggio e non ha quasi coperto il verticale di uscita, anzi non l'ha saltato di uscita della combinazione. Da dimenticare dunque il percorso di Tina Lund. Parlavamo di Amazzoni, sono 4 fino a questo momento le vincitrici della finale di Coppa. Nell'82 Melanie Smith per gli Stati Uniti, nell'86 Leslie Barr Lenihan ancora per gli Stati Uniti, un'altra americana nell'87 Catherine Bursdell, e poi lo scorso anno a Las Vegas Meredith Michaels Beerbaum, che ci riproverà anche quest'anno. 4 americane. Sì, perché ricordiamo che Meredith Michaels Beerbaum ora gareggia per la Germania, ma è tedesca per matrimonio, avendo sposato Markus Beerbaum, nata negli Stati Uniti. Il vincitore più giovane nella storia della Coppa del Mondo di salto ostacoli è stato il canadese Mario Delorier, 19 anni, soli 19 anni, e montava nella circostanza il cavallo più giovane vincitore nella storia della Coppa, precisamente l'anno verano Aramis, soli 7 anni, che è un'età abbastanza verde per un saltatore. Assolutamente verde, è stato un risultato pazzesco per un cavaliere giovane con un cavallo giovane.
Intanto in campo per la Gran Bretagna Robert Smith, che nella giornata inaugurale ha soffiato la vittoria in una categoria al nostro Roberto Arioldi proprio all'ultimo momento. Il cavaliere monzese stava già pregustando il sapore della vittoria, poi è arrivato il bel percorso di Robert Smith, che comunque con Kalusha si conferma in forma. 4 le penalità nel tempo di 67,20. Mark van Dijk con Verhelst Caracalla, una femmina dal mantello grigio, 11 anni, altra tedesca, Oldenburg. Van Dijk ha 45 anni, con la sua squadra ha partecipato a 30 Coppe delle Nazioni, ne ha vinte 3. Per lui una finale di Coppa del Mondo a Lipsia nel 2002 con Goliath, 26esimo posto. Effetto cromatico strano con il mantello della cavalla grigio e questa giacca che non è assolutamente abituale, un arancio un po' strano. Un lavaggio andato male, insieme alla copertina. Allora, riepiloghiamo la situazione fino a questo momento. Siamo a 3/4 del percorso base, sono 7 i netti, quelli di Marcus Fuchs, di Ludo Philipp Peierls, di Juan Carlos Garcia, di Marco Kutscher, di Beatrice Patrese, di Steve Gerda e di Albert Zuer. Ancora un ostacolo per Van Dijk, che completa con 8 penalità nel tempo di 71,68. E adesso vedremo un binomio che è già stato campione italiano, un'altra grigia sempreverde rosa montata da Vincenzo Chimirri, cavaliere calabrese, con Duccio Bartalucci, ex commissario tecnico nel settore del salto ostacoli per la squadra azzurra. Venerdì abbiamo detto, sottolineato la regolarità di questo binomio. In molti periodi magari c'erano binomi che potevano dare più affidamento dal punto di vista dei mezzi, però alla fine molto spesso la scelta è caduta proprio su Vincenzo Chimirri e su Rosa, che garantivano un'affidabilità elevata. Soprattutto il talento di questo ragazzo Claudio, che ha veramente una tranquillità e una qualità in gara non indifferenti, e dispone di questa cavalla che ormai ha 14 anni, sì, che fa tutto ormai, non essendo una campionessa, però è molto brava, si impiega al massimo, e poi Vincenzo ormai la conosce e la monta invece come fosse una campionessa. Questa è la grande qualità di questo ragazzo, che fa vedere un percorso di 1,60 m con una cavalla buona, brava, ma che non è sicuramente una campionessa, ma come se lo fosse. Adesso qui deve aiutarla un po', perché è bravissimo. E l'ha fatto, anche prendendo qualche rischio. D'altra parte la doppia gabbia è difficile, 2 ox andando nell'angolo, i cali si ritraggono un po'. Lì Vincenzo l'ha aiutata a uscire, come ha fatto adesso sull'ox, qui veramente l'ha motivata per... Diciamo che Vincenzo riesce a estrarre il massimo massimo da questa cavalla, ormai c'è un affiatamento incredibile. Beh, è un errore che ci sta. Adesso ha preso un'opzione in avanti 4 tempi e la cala si è un po' appiattita. Peccato. È anche un percorso lungo e dunque delicato. C'è anche da considerare che gli animali arrivano un po' stanchi verso la fine del percorso. Intanto sono 12 le penalità per Vincenzo Chimirri e per Rosa. Esce un azzurro, entra un altro binomio italiano, Ionella Ligresti con Imperium, una femmina Holsteiner di 11 anni. Intanto molto bella questa ripresa ravvicinata di Rosa e di Vincenzo Chimirri, che ci regala l'Esterna 1 di Bologna, guidata dalla regista Anna Cristina Giustiniani. Ionella Ligresti sta montando discretamente in questo periodo e si è detta soddisfatta fin qui del suo comportamento veronese. Si sente in forma. Per lei
vittoria nel 2005 in Coppa delle Nazioni nel concorso ippico internazionale di Zagabria proprio con Imperium. Ma è in forma in generale nell'annata perché ha partecipato a un circuito di concorsi indoor durante l'inverno 2004-2005, piazzandosi e facendo esperienza, andando sempre molto bene. Quest'anno all'aperto altrettanto fatto bene, 2 vittorie in Coppa di Nazioni perché hanno vinto anche la Coppa Dramen, lei faceva parte di quella squadra, per cui ha un momento buono e adesso può contare su 2 o 3 cavalli di ottima qualità. Qui ha rischiato un po' perché invece la cavalla adesso poi si è ripresa molto bene, Ionella ormai la conosce e la seconda con molta più tranquillità e sicurezza. La doppia gabbia ora dopo il verticale di Barriere. Bene Ionella, che è nata nel marzo del 67, milanese, già campionessa italiana a Mazzoni nel 2001 a Modena con Ubeda. Ok, la parte più difficile è uscire bene dalla girata, era disunita, adesso è rientrato il galoppo, un po' vicina alla distanza, peccato. Comunque un bel giro. Sì, un bel giro, 4 penalità, davvero un peccato per l'unico errore di Ionella. Abbiamo rischiato di vedere 2 Amazzoni italiane in un barrage di Gran Premio di Coppa del Mondo. Ma soprattutto un bel giro, Claudio, perché a differenza di qualche tempo fa adesso fa tutto come lo voleva organizzare. Poi un errore in una girata così difficile ci può stare, però ha dato dimostrazione di sicurezza sia nel controllo che nelle distanze che nell'organizzazione di tutto il percorso. Allora linea Roata. Sì, stiamo aspettando Ionella Ligresti, mentre c'è stato l'urlo del suo allenatore Sant'Erbertolla che ha detto che zero, che ha buttato, che si è buttata via. Eccoci qua con Ionella. È colpa mia, ho sbagliato, ho chiuso troppo la girata. Mi spiace perché era eccezionale. Il peggio era passato. C'è sempre tutto il peggio fino alla fine. Ha ragione. Ha ragione, sì. Per l'Olanda adesso Wim Schröder con Eurocommerce Montreal, cavallo di 12 anni, un altro Holsteiner. Wim Schröder, classe 1971, viene da una famiglia interamente votata al mondo dei cavalli. Sono 3 fratelli, uno più forte dell'altro, e soprattutto montano per una scuderia con tanti cavalli, che è qualcosa di invidiabile, perché solo grazie ai cavalli, che è quello che mancano ai nostri cavalieri, il maggior numero di cavalli di un certo livello, si può fare mestiere, combattere e diventare sempre più competitivi. Per cui diciamo che in ogni caso in Olanda, in Germania, in questi paesi, questi ragazzi che hanno talento sono avvicinati da proprietari per poter montare dei cavalli, cosa che invece a noi succede un po' al contrario. Ricordiamo, Emilio, che Gerko Schröder ha vinto la tappa di Oslo. Wim ha sfiorato il podio a squadre all'Olimpiade di Atene, 4° posto. E poi l'Olanda quest'anno è 3º ai campionati europei, aveva già fatto bene, però qua si è fidato un po' troppo e questa volta la cavalla l'ha tradito. Rifiuto, 4 penalità, dunque non può accedere al barrage il cavaliere olandese, che va comunque a completare il percorso. Una sbavatura che non ci voleva, sembrava assolutamente sicuro, padrone della situazione. Poi quel rifiuto, può darsi anche che Montreal si sia distratto, perché ricordiamo che gli ostacoli in un concorso indoor sono anche molto vicini al pubblico. È la girata difficile, bisogna entrare bene nell'angolo, lì i tempi di galoppo sono obbligati, lui ha lasciato fiducia alla cavalla, invece la cavalla si è spostata dalla parete proprio per quella ragione che dicevi, che molti cavalli quando gli ostacoli sono vicini alla parete tendono a venirne un po' via, e infatti quello è. E adesso attendiamo in campo per l'Italia il pesarese Emanuele Fiorelli, che è nato nel dicembre del 66, è il meglio piazzato dei Cavalieri Azzurri in Coppa del Mondo con 7 punti. Monta nella circostanza Equinox du Morin, che è un cavallo di 13 anni, Saint-Français. Equinox du Morin è in ottima forma. A Helsinki
un netto e poi 4 penalità che ha fruttato 10° posto. A Oslo ha toccato una barriera al primo giro, è un cavallo che sembra tagliato per le gare al coperto e è presente a Verona per la 3ª volta. No, è in forma, l'altro giorno è stato molto bene, facile, poi è un cavallino speciale. Emanuele ha un bel feeling con il suo cavallo, già qui si è comportato bene 2 anni fa in Coppa del Mondo, no? Dove è andato al barrage. Adesso lì c'era un inserviente un po' troppo vicino al salto, gli ha creato un attimo di imbarazzo. Comunque la linea 4-5, che è una linea difficile, è stata superata. Secondo te, Emilio, qual è il momento più delicato dell'intero percorso? Ma ci sono 3 linee che si possono interpretare in modi diversi, come questa della doppia gabbia. Qualcuno è andato in 5 tempi, qualcuno in 6, perché la doppia gabbia, la distanza tra il 6 e il 7, tra il 6 e il verticale e la doppia gabbia è giusta, però i 2 ox della doppia gabbia le distanze sono corte, per cui entrando veloce uno si può trovare in difficoltà. E poi la linea 4-5 qualcuno l'ha fatta in 4, qualcuno in 5, e anche la combinazione 11 e ox 12 hanno optato per 4-5 tempi. Vedi, adesso Fiorelli mette 5, per cui a seconda del cavallo e di quello che gli sta succedendo uno può cambiare un attimo la tattica. Comunque un buon percorso da parte di Equinox di Morin, 8 penalità, sfuma la possibilità del barrage per il cavaliere italiano. Per ora soltanto 7 i qualificati. Per la Francia Jean-Marc Nicolas con monta Modesto Equifaume, uno stallone di 11 anni di origine olandese. Jean-Marc Nicolas, classe 51, è il più anziano fra i cavalieri presenti qui a Verona, dunque non gli manca l'esperienza. In carriera ha partecipato alle Controlimpiadi di Rotterdam esattamente 25 anni fa. In questo 2005 non ha ottenuto risultati eclatanti. Abbiamo visto protagonista della finale di Coppa del Mondo a Milano proprio con questo cavallo, per lui 19ª posizione. E continua la serie, la passerella dei cavalli dal mantello grigio, davvero preponderante quest'anno a Verona. Diciamo che per gli appassionati un bel cavallo, un buon cavallo, se poi è grigio, è il massimo. Beh, questo viene già dal passato, dai cavalli irlandesi, no? Mancinelli, Ambassador, poi tutti i cavalli che ha avuto lui, Donerail, cavalli importanti. Però Ambassador era pomellato, non era proprio bianconeve. Era pomellato perché era più giovane, perché sì. Ambassador è stato all'Olimpiadi abbastanza giovane, 9 anni. Poi invecchiando è diventato grigio anche lui. Come te del resto. Io non divento grigio. Allora, seguiamo Jean-Marc Nicolas. Hai detto che manca forse la prima squadra francese, però certamente i cugini d'Oltralpe hanno un parco cavalli a disposizione notevole, nonostante gli infortuni importanti che hanno riguardato Sigal du Talis e soprattutto Dylan de Seff. Sì, poi anche Michel Robert ha perso il suo cavallo, è andato a riposo allo stallone di Eric Navet, è andato in allenamento. Comunque per Jean-Marc Nicolas lui è così, è capace di fare un concorso senza fare niente, poi stampa 2 netti in Gran Premio, tira fuori l'esperienza e la grinta. 54 anni e non sentirli, potrebbe essere uno spot per un elisir di anti-invecchiamento. Splendido il percorso per il sempre grintoso Jean-Marc Nicolas, che è l'8º a entrare in barrage. Dunque ci sarà battaglia ed è prevedibile che a questi 8 si possa aggiungere qualcun altro. Ora ci proverà per l'Irlanda Conor Swale, il Sella Poncio, un cavallo di origine olandese di 8 anni. Ma dopo Swale avremo altri nomi importanti: Rolf Joran Bengtsson, Giuseppe Rolli per l'Italia, Ludger Berbaum, Lars Nyberg, Meredith Michaels Berbaum e poi la chiusura con Rodrigo Pessoa. Diciamo che gli altri vorrebbero che la gara finisse adesso, visto chi deve ancora entrare in campo, e sono sicuri nei primi 8 e non devono entrare in campo questi che fanno la differenza. Ma tu mi insegni, Emilio, che l'importanza di un risultato sportivo deriva anche dagli avversari che hai battuto, quindi... Ma non viene scritto questo sui risultati.
Voglio dire che vincere è bello, però se hai battuto Berbaum e Pessoa è ancora più bello. Sicuramente, però vediamo che abbiamo 2 italiani già in barrage, che se vincono qui a Verona poi non andiamo a guardare il pelo nell'uovo, facciamo bella festa che ci vuole. Fra l'altro ho sentito molto ottimista Juan Carlos Garcia dopo il netto con Albin, ha Sì, parlato di possibilità di vittoria addirittura. Beh, il cavallo è in grande forma, poi è un cavallo che galoppa, anzi il suo buono è che tiene sempre un ottimo ritmo, un gran buon galoppo, può mettere un tempo in meno nelle linee, adesso vediamo poi come si svolgerà il barrage. E poi se lo sente, questo è importantissimo, il morale per un cavaliere. Sono già 8 le penalità per Conor Swale che viene ad affrontare questa diagonale e ormai non ci siamo, una tabellina del 4 con 16 penalità e c'è ancora una addirittura impegnativa e poi l'ultimo dritto. Il cavaliere la settimana scorsa a Lione, dopo già 2 concorsi, evidentemente questa è l'ultima tappa, stanotte rientra verso l'Irlanda, evidentemente affaticato il cavallo. 24 le penalità arrotondate a 25 perché c'è anche il superamento del tempo accordato, 74 e 89. Ora per la Svezia Rolf Göran Bengtsson che monta McKinley, vecchia conoscenza degli appassionati italiani, già sotto la sella di Jerry Smith, cavallo di 11 anni, di origine olandese, la compostezza, il mestiere, se vogliamo la classe di Rolf Göran Bengtsson, cavaliere nato nel 1962 che ad Atene è giunto quarto a livello individuale, ha ottenuto l'argento a squadre. Fortissimo Bengtsson, L'anno scorso si è vinto la bellezza di 6 Gran Premi con questo cavallo, non è cosa da poco. Poi un quarto posto che è diventato medaglia di bronzo per la squalifica di Sean O'Connor, il cavaliere irlandese, e medaglia d'oro a Rodrigo Pessoa. No, scusa, guarda che ci stiamo sbagliando, la medaglia di bronzo è passata a Marco Cuscia, che era lui quarto a titolo individuale. Comunque il Era campione quinto, olimpico, era quinto. il campione olimpico È passato poi quarto. Sì, è Rodrigo. Rolf Göran Bengtsson, parte iniziale del percorso senza pateni, ora il verticale di barriere, bene anche qui, concentrazione in prossimità della doppia gabbia, superato anche l'elemento di uscita. Sta mettendo tutto quello che ha Bengtsson oggi, sta aiutando, tenendo sul cavallo, gambe, vedi che ha usato anche il frustino uscendo dalla doppia gabbia per tenerlo dritto nella linea, non farlo sbandare. E ciò nonostante riesce a mantenersi composto, non è smodato, no, non è appariscente in questi interventi. Alla fine un po' vicino a quel blu che è costato un errore. Unico errore per il cavaliere svedese che conclude in 70 e 54. Adesso tocca a Giuseppe Rolli con Kilian, cavallo intero di 13 anni di origine olandese. Giuseppe Rolli, nato nel 78 a Roma, vive a Parma. Per lui una grande carriera giovanile, 3 volte campione italiano Young Riders, ma ormai stabilmente inserito fra i migliori anche nella categoria Open. Gareggia per la sezione sportiva dell'Arma dei Carabinieri. Giuseppe Rolli è stato il migliore con Kilian nella categoria di qualificazione a tempo, il più veloce dei nostri, cavaliere estremamente serio che raramente si concede distrazioni. La sua vita è dominata dalla passione per il salto ostacoli, ci sta mettendo anima e corpo e meriterebbe un buon risultato proprio per la serietà con cui affronta ogni impegno.
abbiamo visto accanto alla nostra postazione prima di entrare in campo prova e poi sul campo ostacoli. Guardare con attenzione il percorso di altri concorrenti. Nella qualifica ha fatto molto bene, un bel giro con questo cavallo che è un ottimo cavallo. E poi lui ha abbastanza esperienza, nonostante che è giovane, ha già saltato in parecchie gare importanti. Oggi deve solo rimanere tranquillo e affrontare le difficoltà programmando tutto bene prima, come ha fatto in questo caso, deciso, convinto per i 4 tempi. Il cavallo gli ha risposto perfettamente. È bello l'avvicinamento, i 6 tempi per la doppia gabbia, poi ha lasciato scorrere nei 2 ox del cavallo accompagnandolo. Purtroppo questa è una disattenzione, penso, più del cavallo, perché ha ben organizzato. Avete visto la smorfia di Giuseppe Rolli al secondo errore, 66 e 79. Sono arrivati in fondo gli errori per il cavaliere azzurro, che ora affidiamo al microfono di Lorenzo Ruata. Molto bella questa immagine. 2 errori posteriori, apparentemente inspiegabile il secondo, perché vai Ruata. Sì, gira ancora sul campo gara Giuseppe Rolli, noi lo aspettiamo al cancello già spalancato. Siamo pronti a ribadire quello che è stato un po' il senso anche dell'intervento di Emilio Puricelli. Diceva sul primo errore più distrazione del cavallo, perché tu avevi comunque ben organizzato tutto. Sì, il primo errore, peccato. Il secondo forse avrei potuto evitarlo. Nel complesso non sei soddisfatto a questo punto? No, il cavallo ha saltato bene, l'importante è questo. Poi se non è oggi, speriamo sia domani. Grazie a Giuseppe Rolli. In campo per la Germania Ludger Beerbaum, oro individuale all'Olimpiade di Barcellona, ma il suo palmarès per essere letto tutto necessiterebbe di una settimana, e allora invito Emilio Puricelli a tirar fuori un aggettivo per questo cavaliere che è stimato un po' da tutti nell'ambiente del salto ostacoli. vabbè, il più che viene prima è Iceman, perché lui è l'ultimo cavaliere della squadra tedesca a entrare in campo ed è freddo, è glaciale. Quando vuole andare a prendere quello che in testa ci riesce sempre. Quello da vedere oggi è Gladys, che è da un pezzo che non salta un Gran Premio di Coppa, quest'anno ha fatto molto poco. La cavalla con la quale lui ha vinto il campionato europeo ad Arnhem, con quale ha sostenuto tutte le battaglie più importanti negli ultimi anni. È una femmina di 13 anni, ovviamente di origine tedesca, però viene dalla Westfalia. E questa cavalla ce l'ha da quando aveva 6 anni, nessuno ci credeva, lui ha sempre detto ci penso io, infatti ha avuto ragione. Perché non è una cavalla appariscente, non è una cavalla che ti fa stravedere, ma lui se la sentiva e ha avuto ragione lui. La vedi come salta, lima sempre un po' il salto, ma lui ha una tale tranquillità e sicurezza. Poi l'errore ci può scappare, ma non lo fa. Il sigillo, la griffe di Ludger Beerbaum con Gladys ancora una volta impeccabili, e certamente la Germania ha portato uno squadrone a questa tappa veronese di Coppa del Mondo. D'altronde abbiamo ripetuto all'infinito che la Germania può schierare almeno 2 se non 3 squadre competitive al massimo livello. Pensate che l'inquadrato Ludger Beerbaum a San Patrignano durante i campionati europei era in panchina, era riserva. Ma come lui altri, come René Tebel, ma come abbiamo Otto dimenticato ultimamente di parlare di Frank Slota, che comunque adesso ha 2 cavalli e sta rientrando, ha vinto un Gran Premio un mese fa e ha un cavallo nel quale ci crede molto e punta parecchio. Pensa un po' a chi hanno fuori, per cui non c'è niente da aggiungere. Frank Slotak, che ha conosciuto il suo momento migliore proprio
durante la collaborazione con San Patrignano, un nome per tutti, Joli Coeur, ma anche Wai Wai, la cavalla dagli occhi azzurri. Ora un altro tedesco, a proposito, stavamo parlando di potenza germanica, Lars Nyberg con Loreana, femmina di 12 anni, questa volta sì che è un Holsteiner. Lars Nyberg sa già cosa si prova a vincere una tappa di Coppa del Mondo qui a Verona. Già a bersaglio nella città scaligera. Qui ha preso un'opzione bizzarra per Lars Nyberg, è andato via dritto in 5 tempi e infatti ha commesso l'errore. Un errore annunciato, se vogliamo. Diciamo che quest'anno non è stato il miglior anno di Lars, nonostante una scuderia folta di buoni cavalli, quest'anno non ha avuto i risultati come nel passato, ma come dicevi i tedeschi, se non c'è lui ce n'è un altro. Però ricordiamo che in questo 2005, nella finale di Coppa del Mondo di Las Vegas, è giunto terzo alle spalle di Meredith Michael Sberbaum e di Michael Whittaker, appaiato a Marcus Henning. Sì, ma dopo quello per esempio non ha saltato ad Aachen, non era nei cavalieri della squadra di Aachen, non era nella squadra degli europei, non ha fatto bene il campionato tedesco. Parlavamo di finale di Coppa del Mondo e in effetti entra in campo colei che detiene il titolo, Meredith Michael Sberbaum, monta Checkmate. Checkmate è un annoverano di 12 anni. Abbiamo già detto in altre circostanze che alla compostezza stilistica della scuola americana Meredith ha aggiunto la rigidità, la professionalità, il rigore della scuola tedesca. Esattamente. Infatti lei monta dei cavalli eccezionali, ma molto particolari, anche se vogliamo non facilissimi, proprio grazie alle sue doti, alla sua posizione e poi alla fermezza che ha in sé, la grinta e a tutto quello che dicevi appunto tu. E poi lei ha vinto la finale Coppa del Mondo a Las Vegas, lei ha mancato di poco quella di Milano al Forum, seconda per una barriera. Eccola lì la sicurezza, hai visto i 4 tempi come li ha affrontati aspettando il cavallo, aveva già capito che poteva andare, lei ha aspettato i 4 tempi di galoppo del suo cavallo. Esce dalla combinazione senza mettere pressione, giusto accompagnando e tenendo il contatto col cavallo. Ancora addirittura e poi un verticale per Meredith Michael Sberbaum, che per ora non ha commesso errori e scendenne anche dalla seconda delle 2 combinazioni previste. Errore su questo fosso. E lì ha scelto di andare in 4 tempi in avanti, questa volta però distrazione e errore di posteriore. Poteva davvero tingersi di rosa il barrage di questo Gran Premio, però non riesce ad accedere Meredith Michael Sberbaum, che rivediamo puntualmente immortalata nel momento del suo errore. L'applauso che sentite è per il brasiliano Rodrigo Pessoa, monta Carlot, un cavallo di 12 anni, un Holsteiner. Rodrigo Pessoa ha vinto tutto quanto c'era da vincere, 3 finali della Coppa del Mondo, già campione del mondo, titolo ottenuto a Roma, poi anche le Olimpiadi ad Atene, dunque un palmarès infinito per questo figlio d'arte. È presente anche il padre, l'indimenticabile Nelson. Rodrigo che ha già vinto la tappa veronese con Lianos, viene sempre volentieri nella città veneta, della quale ha un buon ricordo. Una leggerezza, forse sottovalutato questo inizio di percorso. Il cavallo non gli ha saltato come lui sperava, lo ha assecondato senza mettergli pressione, ma lì non ha avuto una grande reazione rischiando, però adesso vedo che già ha ripreso un po' più
lo vuole motivare un po' di più. Rodrigo era stato il migliore e più veloce nella categoria tempo di qualificazione, ma in quella circostanza aveva montato un altro cavallo, Richmond Park. Bella adesso invece la doppia gabbia, visto con quanta tranquillità e sicurezza. Non è altissimo sui salti Carlot, infatti subito dopo un salto dove il cavallo non dà una reazione, Rodrigo mette un po' più di pressione. Un idolo naturalmente per gli appassionati brasiliani. 5 tempi lui vuole, Però anche un testimonial ideale per questa disciplina. Non poteva mancare il nome di Rodrigo Pessoa, che si unisce agli altri 9 per il barrage. Saranno dunque 10 e vedete il sorriso di papà Nelson in tribuna, ormai abituato alle imprese di tanto figliolo. E dunque si conclude il percorso base, 10 cavalli, 10 binomi ammessi al barrage. Linea ruota. Ti aspettavamo al barrage e barrage sarà, Rodrigo. Il cavallo ha saltato bene, l'abbiamo tenuto 2 giorni per questo. Bene. Spero che vi sia arrivata la voce di Rodrigo, il cavallo se ne andava e noi siamo stati costretti a rincorrerlo. È arrivata forte e chiara. Intanto benissimo, mi rivolgo alla regista Anna Cristina Giustignani perché vorrei rivedere il percorso di Juan Carlos Garcia, quello di Beatrice Patrese se possibile, che non vi abbiamo proposto in precedenza. Sono 2 netti, dunque cominciamo con Juan Carlos Garcia e Albin, binomio che a lungo è stato in testa della graduatoria provvisoria alle Olimpiadi di Atene. Albin ha già quasi 18 anni, quasi maggiorenne diciamo, però non finisce di stupire. Abbiamo detto che il cavaliere colombiano di nascita, ora italiano per nazionalità, sta centellinando nei suoi sforzi, però negli appuntamenti importanti non fallisce. Lo vediamo impegnato sulla doppia gabbia, un percorso esemplare da parte di Juan Carlos Garcia e di Albin, che non sono appagati. Juan Carlos ha dichiarato al nostro microfono che tenterà di vincere, non ha parlato di piazzamento, dunque è molto ottimista sulle possibilità di questo Albin davvero inossidabile, una carta in più, una freccia in più a disposizione della nostra squadra. E certamente un cavallo del genere può tornare utile in competizioni di così alto livello. Vedete la gioia irrefrenabile da parte di Juan Carlos Garcia, che saluta il pubblico, un pubblico entusiasta che ha accolto il netto di Albin con un'ovazione da stadio. Ci sono tante ragioni per cui lui deve provare oggi. Prima su tutte che è il suo cavallo di punta che conosce bene, con il quale è cresciuto insieme, perché la tappa di Verona qui in casa, perché non abbiamo mai vinto, perché tutti sperano che vinca, per cui deve entrare e dare il massimo. Intanto la regia ci ha già riproposto la partenza di Beatrice Patrese, abbiamo già detto figlia di Riccardo, campione della Formula 1, che a sua volta si sta cimentando in questa specialità. Mi dicono con risultati incoraggianti, però siamo ancora in Formula 3000 per il momento. Lui lì si diverte, è giusto che sia così, ha avuto tanto stress, come ha detto lui, nel suo sport, che non voleva mettere addosso a se stesso altrettanto stress nelle competizioni con i cavalli, però pian piano adesso sta prendendogli sempre più la voglia, la passione. E questa è l'autentica sorpresa di questo piovoso pomeriggio veronese. Beatrice Patrese che forse con un pizzico di incoscienza è andata contro i 13 ostacoli del percorso ideato da Giovanni Bussu. D'altronde è una ragazza molto giovane, tanto entusiasmo, attesa dall'ultimo ostacolo, e poi fra qualche secondo potrà liberare tutta la tensione e sfogare la sua gioia. Il pubblico naturalmente riserva una nutrita dose di applausi per l'Amazzone, che ha fatto un compito da 10 e lode. È stata bravissima, ha avuto un attimo di difficoltà sulla prima linea dove ha messo un tempo in più tra il 3 e il 4, poi ha reagito
e poi soprattutto anche, adesso accarezza la cavalla, ma contenuta nel dopo percorso, senza esagerare, tranquilla, sa che la strada è ancora lunga e intanto si gode questo primo giro. Intanto invito Emilio Puricelli a consegnare la sua cuffia momentaneamente. Ah no, abbiamo anche un microfono di riserva, mi dicono, che affido al presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Cesare Croce. Allora, Cesare, intanto 3 temi facili. L'organizzazione da parte di Verona di questa tappa della Coppa del Mondo per la 5ª volta consecutiva qui nella città scaligera, poi un giudizio sul livello tecnico complessivo di questa Coppa del Mondo e poi uno spazio dedicato agli italiani. Fondamentalmente questa 5ª edizione ha confermato il successo di quelle precedenti. La fiera si è impegnata in questi